Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Ci ritroviamo dopo i cicli e gli incontri della scorsa settimana. Vi ricordo gli appuntamenti per questa. Oggi è martedì e come ogni martedì la diretta alle 21:15, lo dico a favore delle persone che dovessero guardare il video in differita. Il prossimo appuntamento è giovedì alle 19 e sarò ospite della diretta del Marietto. Ma in ogni caso è un secondo appuntamento che avete insieme a me, quindi dove mi metto a disposizione per risposte gratuite alla vostra domanda. Vi ricordo che appunto oltre alla ripetizione di questi appuntamenti in maniera settimanale, siamo comunque disponibili per consulti professionali e sentite la regia un po' di tosse e i malanni di stagione. Comunque, ben ritrovati, mi fa tanto piacere che abbiate scelto anche oggi di passare un po' di tempo in mia compagnia e in compagnia ovviamente delle Sibille. Vi ricordo una cosa importante: dovete mettere nella domanda il vostro nome, la vostra data di nascita. L'argomento della domanda deve essere 1. Dovete circostanziare la domanda, quindi date non tanto una domanda generica, per esempio come andrà il lavoro per me nel prossimo periodo, ma piuttosto a proposito dell'ambito lavorativo dite attualmente sto lavorando, attendo di capire se c'è una crescita, un aumento di stipendio, quello che volete, però date un riferimento su una domanda precisa. Questo è importante anche per potervi rispondere in maniera accurata e dettagliata. Quindi se la domanda dovesse riguardare piuttosto il rapporto con un'altra persona, dovrete mettere anche il nome e la data di nascita di quest'altra persona. Detto questo, mentre aspetto che si colleghino altre persone e che anche altri pongano la loro domanda, comincio intanto col salutarvi. Quindi buonasera Doriana, buonasera Valentina, buonasera Anna Maria, buonasera Giuseppina. C'è un utente Facebook, purtroppo non si vede chi è, ma buonasera anche a te. Bene, cominciano a esserci un po' di domande. Vi ricordo altre cose, altri riferimenti. Il Marietto e la sottoscritta lavorano ormai da tantissimo tempo, abbiamo cominciato il nostro percorso, la nostra storia prima di tutto con gruppi privati. Inizialmente eravamo un piccolo gruppo di lavoro e di studio, io mi sono aggiunta successivamente, abbiamo poi cominciato a diffondere e divulgare le cose che conosciamo e le nostre, diciamo così, conoscenze attraverso dei gruppi su Telegram. Alcuni gruppi li abbiamo, uno in particolare lo abbiamo portato avanti 3 anni e nel corso del tempo abbiamo aperto altri livelli e tutto questo era fatto gratuitamente. Pensate che però perché c'è passato questo amore di condividere così? Primo perché le persone, l'abbiamo detto spesso, ah ok Laura, bene, buonasera Laura. Piccolo inciso, se scrivete da Facebook dovete, prima di entrare nella diretta, autorizzare StreamYard almeno la prima volta. Dopo non sarà più necessario fare questo passaggio, quindi tornate indietro nel post del gruppo, c'è il link in alto www.streamyard.com/Facebook, cliccatelo, vi si apre una pagina con la richiesta di conferma e dopo aver dato questa conferma potrete entrare poi nella diretta e finalmente sarà visibile il vostro nome. Almeno riusciamo a come dire, salutarvi. E questo piccolo disguido è dato probabilmente da una mancanza di collaborazione o la necessità appunto di autorizzare la piattaforma dalla quale trasmettiamo in diretta da 3 canali. In questo momento mi seguite da Facebook, mi seguite dal mio canale YouTube e dal canale YouTube del Marietto Veneziano. Se venite da Facebook sicuramente siete sul gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, al quale vi invito anche se non arrivate da lì. Quindi, cari amici, sappiate che siamo reperibili anche su Facebook tramite questo gruppo dove quotidianamente condividiamo contenuti che sono tutti originali, nel senso sono tutte cose che abbiamo divulgato da noi, quindi non sono copie, cose condivise da altri gruppi, ma sono tutti contenuti e frutto di studio e di lavorazione
del Marietto e della sottoscritta. Ma torniamo a come siamo nati, a come abbiamo cominciato a estendere insomma, a divulgare e anche a entrare poi direttamente in contatto. Siamo usciti, diciamo, dalla grotta, la chiamano così, no? Dalla caverna. Quindi siamo usciti da questo contesto più ristretto di persone come noi che percorrevano questo sentiero e abbiamo cominciato a divulgare. Quindi questa divulgazione, l'abbiamo detto, è durata qualche anno, totalmente gratuita. E cosa succedeva? Intanto il fatto che restasse tutta traccia di quello che veniva condiviso durante gli incontri faceva sì che le persone, ecco che sta arrivando luce, faceva sì che le persone venissero una volta sì, una volta no, con calma, quindi col loro tempo, tanto potevano leggere le condivisioni successivamente, ma fosse solo questo. In realtà si erano creati dei gruppi esterni dove parlavano male di noi. Quindi non è, diciamo, sono cose che abbiamo cominciato a vivere fin dall'alba della nostra scesa in campo a livello pubblico. Quindi è chiaro che non è una cosa che ci ha sorpreso più di tanto, ma è anche il motivo per cui siamo diventati molto più selettivi nel corso del tempo. Quindi guarda che ti sei già presa dei complimenti. Grazie Doriana. Allora, ma perché vi dico questo? Perché comunque nel gruppo Facebook condividiamo contenuti, certo non apriamo più discussioni, non siamo più online per condivisioni, eccetera, piuttosto continuiamo il nostro percorso in forma privata. Quindi se siete comunque interessati a questi argomenti, noi facciamo dei percorsi totalmente individuali, il rapporto è uno a uno. Quindi vi seguiamo individualmente, vi seguiamo anche sviluppando quelle che sono le vostre predisposizioni, ma anche i vostri doni, se siete più portati per una disciplina piuttosto che un'altra, per una forma di esercitazione piuttosto che un'altra, questo verrà quindi seguito su di voi e cucito addosso a voi, proprio perché sia l'abito o la veste a voi più adatta. Questo è importantissimo, è il motivo per cui non facciamo corsi 10-20 iscritti, non ci interessa, preferisco la qualità e preferisco essere selettiva, perché con le discipline che trattiamo non si scherza. Anche per esempio il corso di tarocchi che seguo per le persone che hanno voglia di conoscere gli arcani maggiori, quindi gli archetipi nascosti dietro agli arcani, e iniziare quindi un percorso di questo tipo, che è anche un percorso di iniziazione, bene, lo farete direttamente con me e direttamente cucito su di voi. Questo ovviamente se vi sta a cuore un percorso di questo tipo. Ma vi ricordo appunto che sono tantissime le cose che possiamo studiare insieme o rispondere per voi anche tramite consulti. Abbiamo detto che possono essere svolti sia con le sibille, con i tarocchi, ma anche con l'uso del pendolo, quindi la radiestesia e perché no l'astrologia. Quindi anche in questa direzione possiamo valutare quelli che possono essere i vostri blocchi, le vostre difficoltà, gli ostacoli che magari trovate in modo ricorrente. Quindi, se la vostra vita è bloccata, se siete in cerca di risposte, se avete bisogno di una prospettiva neutra e di consigli che vi possono provenire dagli arcani maggiori o minori, bene, noi siamo disponibili per consulti professionali, 20 euro 40 minuti. Inoltre, non si ferma lì, se volete solo la risposta o solo una chiarezza di idee, benissimo. Se volete invece intervenire e fare qualcosa cominciando dal lavoro su voi stessi, da un cambiamento di atteggiamento, da una forma di correzione o anche con lavori veri e propri, noi potremo valutare sulla base quindi di un'indagine il lavoro che vi si presta meglio, il più adatto. Bene. Detto questo, vi rimando al sito www.ilcapitano.altervista.org, è online dal 2015, raccoglie all'interno nelle varie sezioni del sito
un quantitativo abbastanza carnoso, diciamo così, folto di dispense e strumenti che potete fin da subito mettere in pratica per intervenire, cominciare a lavorare sia in modo individuale su voi stessi, sia anche per sbloccare, ripulire, rimuovere certe interferenze, bene, allora sicuramente troverete materiale per voi, anche per cominciare, diciamo così, da autodidatti. Vi invito quindi ad affiancare oltre a scaricarmi insomma questi file, vi invito ad affiancare la visione dei video che abbiamo condiviso nei nostri canali YouTube. Andate nelle varie sezioni, nelle playlist dei nostri canali YouTube e individuate gli argomenti proprio per titolo, e sono stati raccolti come un indice, quindi andate, cercate gli argomenti a voi cari, se vi interessa la radionica, se vi interessa la radiestesia, consultate tutti i tantissimi video che abbiamo messo a disposizione per tutti, affinché cominciate ad approfondire quindi questi i discorsi. Se siete già su un sentiero ermetico-cabalistico, se siete già su un sentiero di studi di questa natura, benissimo, troverete sicuramente ulteriori spunti o forse magari sentirete cose che avete già sentito, ma in ogni caso repetita iuvant, come dicevano i latini. Bene, detto questo, direi di cominciare a rispondervi. Ovviamente c'è la sezione shop, quindi avrete già capito che potremo intervenire in molti modi, anche con supporti che possono essere di natura talismanica. Qua vedete in sovraimpressione il ciondolo, l'albero sefirotico, ma nel nostro arsenale, tra virgolette, ci sono anche altri supporti che sono per esempio i sigilli salomonici. Sono eccezionali sia a scopo propiziatorio, preventivo, difensivo, sia a scopo correttivo di quelli che possono essere i vostri influssi astrologici e astrali. Tra l'altro, ancora più antichi dei sigilli salomonici sono i sigilli di Mosè, che trovate sempre online tramite il sito ilcapitano.altervista.org, ma che trovate anche contattandoci se vi interessa, diciamo, questo argomento e capire in che modo possono tornarvi utili. Ovviamente, sempre della tradizione ermetico-cabalistica, anche la ritualistica, l'alta magia operativa di cui ci occupiamo, segue questa tradizione. Bene, detto questo, cominciamo a rispondere alle domande. Vediamo la domanda che propone la regia. Scegli bene. Allora, quindi Anna Maria ci chiede se suo figlio Luca, 27 gennaio del 92, avrà indipendenza economica. Bene, vediamo un pochettino quali sono quindi gli sviluppi della situazione economica di Luca. Scusate, abbasso lo schermo, sperando che non mi si chiuda. Allora, bambino militare, quindi abbiamo un taglio che parla di un inizio di un'impresa, un inizio di un'attività, ma a cui deve corrispondere uno sforzo, mettiamo pure che deve un pochettino farsi avanti, magari un po' di coraggio o comunque superare certe difficoltà. Vediamo in che... Oh! Ora l'amica di Facebook, Laura, si vede, si legge, quindi è riuscita ad autorizzare StreamYard. Allora, Luca, allora anche lui non è che tanto felice di dover continuare a chiedere aiuto. E sembra che purtroppo non abbia sbagliato alcune scelte nel suo passato, è sicuramente consapevole di una serie di cose e si vede, ecco, gli aiuti economici che provengono probabilmente dalla mamma o dalla nonna, c'è una signora, una donna che si prende cura di lui da un po'. Ora lui sembra in una fase, diciamo così,
di attesa speranzosa, è fiducioso, probabilmente gli stanno arrivando delle notizie, delle informazioni da parte di alcune sue conoscenze, quindi sembra che stiano muovendosi delle cose, che ci siano delle occasioni. Allora, la carta del sacerdote, però, può riguardare questioni di natura legale oppure la possibilità, in questo caso, di incontrare per il tramite di una conoscenza un uomo molto grande, probabilmente potrebbe essere una figura professionale in riferimento del sacerdote, quindi una persona nell'ambito legale, giuridico, piuttosto un tecnico, comunque qualcuno molto ben riconosciuto nel suo ambiente, una persona di prestigio. Quindi è probabile che qualcosa di questo tipo si muova abbastanza presto. Quindi ora, se questo, cioè se tuo figlio Luca, visto che chiedi l'indipendenza economica, se ci sarà per lui, probabilmente se vive di piccole cose è sicuramente in cerca di una situazione più stabile e una prima occasione sembra alla portata di mano, molto vicina. È chiaro che nel prossimo periodo si vede un'altra cosa, vedi donna maritata, deliranti, consolante sorpresa. Quindi è una linea che si riferisce probabilmente o a una persona che lui ha stabilmente accanto, oppure ancora a questa mamma, ok? Qui bisognerebbe capire che tipo di vita ha tuo figlio, se ha una compagna, ma qui entriamo in altri dettagli. Comunque questa figura probabilmente lo confonderà oppure ci discuterà per questioni di natura economica. Magari il tentativo di questa persona è di, come dire, spronarlo un po', però c'è, come dire, qualche incomprensione con questa persona. Ma effettivamente si aprono delle opzioni. Quindi se questa persona con cui ci sono delle incomprensioni è una persona, come abbiamo detto, a lui cara, nella misura in cui è magari una madre piuttosto che una compagna o una fidanzata, allora potrebbe essere appunto che abbia il suo risultato, no? Questo tentativo. Ma potrebbe anche trattarsi di una persona che magari gli dice delle cose o se le rimangia, quindi magari di un contesto lavorativo, ma di fatto la carta della consolante sorpresa dice che comincia a muoversi qualcosa in modo positivo, come se cominciasse a raccogliere dei frutti ancorché incerti. Cosa si sviluppa nel futuro? Quindi guardando ancora oltre, le sibille dicono che effettivamente si aprono tutta una serie di possibilità. Quindi secondo me lui è vero che ha sbagliato delle scelte nel passato, è vero che magari è stato da questo un po' bloccato, ma qualcosa si muove, quindi sarà nei prossimi mesi possibile per lui scegliere fra più opzioni e saranno comunque molto positive. Ehm, diciamo che il punto spinoso della faccenda potrebbe essere la continuità, quindi le opzioni ci saranno, potrà scegliere, ma il dubbio è quanto dura questa stabilità, vedendo che ci sono proprio delle problematiche importanti legate alla casa. Quindi migliorerà, ma non so quanto diventerà indipendente e probabilmente le porte che si aprono nel prossimo periodo non sono ancora definitive e stabili. Ok, questo Anna Maria. Per Luca, vediamo la prossima domanda. Allora, Giuseppina che chiede se si sblocca la sua situazione sentimentale. Allora, quindi Giuseppina ci sei? Mi confermi di essere presente? Nata il 19 ottobre 74. Allora, Giuseppina mi sa che non c'è. Ecco, mi raccomando, se venite selezionati, cercate di restare collegati proprio perché almeno non perdete questa. Ah, c'è. Bisogna avere fede. Allora, benissimo. Allora, Giuseppina, vediamo la tua situazione sentimentale. Allora, visto che ci sei,
In che senso è bloccata? Cioè sei single oppure sei in una situazione di stallo con una persona, questa persona magari è sposata, impegnata, cioè dacci qualche indicazione e il motivo per cui, bravissima Giuseppina che ci sei, il motivo per cui vi chiediamo di argomentare la vostra domanda, così che se vediamo delle figure, vediamo delle situazioni, riusciamo a rispondere con maggiore precisione. Quindi Giuseppina, 19 ottobre 74, hai sentito? Puoi aggiungere dei dettagli a questo blocco? Sono in stallo con una persona. Ok, va bene, vediamo un po'. Ma questo non regge. Allora, ma il taglio è comunque buono, è un taglio abbastanza tranquillo, non necessariamente poi garantisce una stesa altrettanto bella, però questo sembra che si parli di cose più, come dire, che si estenda l'argomento alle persone intorno, come se si parli di questa relazione e che sia quasi una presentazione, quindi qualcosa di buono, cioè le persone anche intorno sono coinvolte, c'è qualcuno nel vostro entourage che potrebbe essere a conoscenza quindi di questo rapporto e magari in qualche modo dà un contributo. Allora, vediamo un po'. Allora, ascolta Giuseppina, le Sibille raccontano che già in passato avete avuto un momento di distacco, forse vi siete lasciati per un periodo, vi siete allontanati e poi vi siete ritrovati. Avete recuperato delle cose, ma non tutto, quindi sono rimaste delle cose nascoste, delle cose che non vengono dette e quindi ci sono degli aspetti che non sono stati superati. Al presente la situazione sembra, queste due carte sono venute quasi anche prima, nella lettura di prima, quindi di nuovo arrivano notizie e informazioni veicolate da qualche conoscente, oppure in qualche modo un'amica ti mette in guardia, c'è qualche situazione che effettivamente può non essere chiara e quindi sottostimandola rischia di portare un problema. In questo momento dunque non mi sembra una situazione di stallo, ma mi sembra una situazione di discussioni, di problemi che possono affiorare, forse anche raccontati da qualcuno. Cosa succede però? Che nel prossimo periodo, quindi tutta questa serie di problematiche che possono anche indurti magari a controllarlo, a spiarlo o a viceversa essere spiata e controllata, quindi magari c'è qualcuno che fa anche questo gioco per voi o sul vostro conto. Nel prossimo periodo però la situazione prende un'altra piega, quindi questo blocco, questo stallo di cui parli viene superato. Diciamo che come tempi è difficile dare un riferimento, un'indicazione, ma trattandosi della linea del prossimo periodo direi, o comunque dei prossimi eventi, direi che su per giù nell'arco di un mesetto dovrebbe, anche meno, dovrebbe muoversi tutto, quindi tornare un po' il sereno. Allora, qui è possibile che a questo punto cosa succeda però? Siccome l'allegrezza al cuore introduce anche altre situazioni doppie che camminano parallelamente, è possibile che a ridosso, diciamo così, di questi momenti possa, prego, fai pure, Luce, accomodati. Ai ai, si è proprio seduta sulla stesa. Quindi a ridosso del superamento di questo stallo, però avvengano delle altre cose, quindi che cominci qualche flirt, o che ci sia qualche specie di consolazione, mettiamola così. Sono 3 carte, l'allegrezza al cuore, allegria, la consolante sorpresa, che parlano di un qualche situazione che è come un raccogliere dei frutti, è come qualcosa di positivo che vai a raccogliere. Quindi potrebbero essere delle soddisfazioni, potrebbero essere anche dei corteggiatori e infatti
c'è la carta dell'amante, ma in questo quadro sembra anche che si faccia largo una proposta. Potrebbe essere lui, potrebbe essere qualche altra persona, quindi però siccome stiamo guardando gli sviluppi della tua vita sentimentale, ma non stiamo guardando, non hai dato l'indicazione dell'altro nella sua data, quindi effettivamente potrebbe anche comparire un altro uomo all'orizzonte, probabilmente più giovane della persona con cui sei un pochettino in questo momento in stallo. Quindi è possibile che si sblocchi una situazione, quindi quella, e nello stesso tempo, quasi con gratificazione, ne se ne presenti un'altra. Cosa viene poi? Bambino, pensiero, malinconia, prigione. Allora, beh, l'esito annuncia un inizio, annuncia anche un bambino, ma voglio dire, se la prendiamo alla lettera, quindi è chiaro che può dipendere, dipende da tante cose, però generalmente, visto che non abbiamo fatto domande mirate, non abbiamo, è il motivo per cui non le amo particolarmente le domande così generiche, ma visto che abbiamo fatto una domanda gli sviluppi del tuo prossimo futuro, direi che c'è il pensierino su un nuovo inizio. Quindi è possibile che quest'altro non ti dispiaccia poi così tanto, forse anche a fronte di vecchie crisi e situazioni poco chiare che sono comunque lì dal tuo passato con quella persona. Però, però è come se anche non fosse un nuovo inizio e fosse un inizio nuovo invece con la stessa persona, comunque io vedo di nuovo uno stallo. Insomma, c'è una fase di sviluppo come se fosse un'ascesa e poi di nuovo un isolamento, un fermo, quindi non una rottura però. Quindi, insomma, avrai sicuramente un periodo di nuovo movimentato, di nuovo un po' attivo, però sta persona, se è la stessa con cui sei in stallo adesso, comunque finisce con lo stallarsi di nuovo. Se invece è un'altra situazione, purtroppo sembra che poi vada in blocco anche quella. Comunque, un periodo bello te lo vivi, eh? Allora, bene, io vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia questa sera. Vi ricordo giovedì alle 19, quindi se non vi ho risposto oggi, tornate a trovarci giovedì alle 19, sempre su questi canali, e provate di nuovo a fare la domanda. Di fatto comunque ogni martedì e ogni giovedì sono disponibili, martedì alle 21:15 e giovedì alle 19, altrimenti segnatevi il numero, sono disponibile in privato. Grazie, buona serata.